Nel 1979, quando accadde questo terribile disastro, avevi 24 anni? Sì, esatto, e vidi un'esplosione talmente lunga che riuscì a chiamare anche i miei genitori, che stavano nella stanza a fianco, e far vedere loro anche le successive esplosioni, quindi non c'è stata una sola esplosione. Quindi ci fermiamo per un attimo, Roberto. Non un impatto e un'esplosione, ma Una serie di esplosioni. quindi l'aereo, dopo aver colpito la cresta della montagna, insomma, andò incontro a più esplosioni. Di questo sono sicuro. Più esplosioni. Tant'è vero che lì per lì pensai ad una eruzione vulcanica. Tu avevi capito, intuito, ecco, che proprio in Appunto, quella sì, montagna esattamente lì. era caduto l'aereo, non ancora. Diciamo che ho avuto questa sensazione, tant'è vero che ho chiamato dopo mezz'ora, perché non mi hanno richiamato, e ho detto: ma scusate, avete provato a verificare se manca all'appello un volo? E mi hanno detto: parrebbe di sì, e mi hanno chiesto nuovamente: lei chi è, come si chiama, nome e cognome, dove abita, le solite palle, e alla fine ho detto: scusate, ma che cazzo aspettate? Cioè, Nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1979, il DC-9A lasciò l'aeroporto d'Alghero diretto all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Dopo questo breve scalo avrebbe dovuto raggiungere la capitale italiana e quindi Roma, ma qualcosa andò storto quella notte. Pian piano, perché qua il terreno è scosceso. E vedete, qui incontriamo la parte retrostante dell'aereo, che però è stata completamente aggredita da mani anonime che con le bombolette spray, forse con degli oggetti acuminati, hanno rotto e si sono portate via parti di questo aereo. Continuiamo il nostro viaggio e quindi il nostro approfondimento. Alla ricerca delle colonne d'Ercole. Vi aspetto tutti i venerdì alle ore 21 su Telecosta Smeralda.